Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova stagione di Andrew Pepper Indiana Jones sardo della YouTube series Pictures. Ragazzi, dal titolo, da quello che avete visto, avete notato che c'è un'avventura molto diversa da quella che voi avete visto da pochi giorni fa o un mese fa. Come sapete, sto ricominciando a rifare le mie avventure da solo insieme con Charlie, perché purtroppo ritornare in avventura con Elix, con la mia carissima amica, purtroppo c'è stato dei problemi con lei. Ho commesso un errore nei suoi confronti e quindi lei ha voluto allontanarsi da me. Tranquilli, lei sta bene, ha voluto fare una sua scelta e io gli ho dato i suoi spazi, gli sto dando i suoi spazi che lei possa, non so, riprendersi e spero che un giorno lei possa ritornare di nuovo alle avventure insieme con me. Mi dispiace tanto ragazzi, lo so che ci siete molto affezionati, che io e lei stavamo facendo queste bellissime avventure, vi siete molto divertiti e vi do veramente molta ragione. Anche lei mi sta molto mancando, tanto, ma purtroppo lei ha fatto la sua scelta e devo rispettare le sue scelte. Ricomincerò quindi a fare le mie nuove avventure. Questa è la primissima puntata che sto iniziando. Diciamo è veramente commovente vedere che io sono di nuovo solo facendo queste mie avventure. Niente ragazzi, cominciamo a ricominciare tutto, la vita come una volta. Se lei dovesse ritornare, tanto vi aggiornerò, ok? Io la saluto, alla mia amica Elix, spero che tu possa star bene. E ti mando un grande abbraccio da parte mia. Buone vacanze, amica mia, ti voglio tanto bene. Anche a voi ragazzi, buone vacanze e cominciamo la prima puntata di questa nuova stagione. Vai, let's go. Dobbiamo assolutamente andarci ragazzi, devo trovare qualche soluzione.
stiamo passando da questa parte, però vorrei evitare di passare dove c'è quell'abitazione di quella baracca, perché quella è casa sua. Come potremo passare? Vedete? Sì, si è creato proprio un suo proprio sentiero per andare verso la baracca. Disturbare. Non lo voglio disturbare perché è sua proprietà. Mischino, mi dispiace che lui non ha una casa. Vediamo se qui riusciamo a salire. Vegetazione. Però ragazzi, senza scherzi, Charlie, mi mancava così tanto questa avventura. Il mio stile è come io andavo da sola a esplorare. L'unica cosa che devo cercare l'albero di fico, questo era il consiglio che mi aveva dato Elix. Eh sì, ragazzi, la volevo tanto bene io Elix, tanto. Cioè, ci ero veramente così affezionato che pensavo che io e lei potevamo fare le nostre avventure fino in fondo. Avevamo anche un progetto molto importante io e lei. Guardate dove siamo. C'è una recensione lì. Chissà se riusciamo un modo ad entrare. O proviamo, non so, non si sa mai. Ah, eccolo qua. Fortuna, c'è un sentiero. Vediamo un po' che cosa potremo trovare. C'è un pozzo qui. C'è un pozzo. Ci sarà di sotto in questo pozzo. Ah, è asciugato. Ah, c'è che Filippino. Ciao Filippino. Con tutte le scarponi. Una bomba. La bomba non mi piace affatto che sia lì. Lì già è tutto secco. Se si può passare in questa vegetazione, guardate che vegetazione, ragazzi, che esplorazione. Ma è tutto bloccato di vegetazione. Vediamo un po'. Ferraglie. Vediamo un po'. Eh sì, hanno messo proprio la recinzione. Vediamo qui. Sì, hanno messo proprio la recinzione, non si può passare. Allora dobbiamo passare dall'altra parte dove andavamo a fare l'esplorazione alle fornaci. E può essere la buona soluzione. E quindi adesso noi avanziamo e andiamo subito in quella direzione. Andiamo, Charlie. Allora, qui c'era la mia sede della protezione civile che ha avuto un grosso problema nel passato. Molte persone che conosco vanno sempre a darci un'occhiata, infatti un giorno quando sono venuto mi hanno anche salutato, infatti ho mandato anche i saluti al mio ex capo. Era una bellissima squadra, mi manca così tanto quella squadra, mi sono veramente divertito e chissà se un giorno, vedete, tutto abbandonato, tutto secco, mi dispiace così tanto. Questa era la mia sede, la sede della protezione civile. Meno male che l'hanno tutto
perché io devo visitare quel capannone misterioso, però come rispetto io da qui non voglio entrare, voglio entrare direttamente lì. Guarda che bel casino, ragazzi, che bel casino, qui sta sempre più aumentando. Questo si chiama il corridoio delle fornaci. Ancora, sì. Il suono della radice dei nemici ci sono qui, cioè dobbiamo stare molto attenti. Che hai, Charlie? Sei preoccupato? Perché sei preoccupato, Charlie? C'è un buco qui. Ehi, Charlie, tutto bene? Charlie, tutto bene? Calma, respira. Ma che cosa devi respirare se sei una telecamera? Sì, solamente un cyborg. Controlla qui dentro, forza, dai. C'è qualcosa che è di molto che io qui non ho controllato con gli anni. Devi entrarci. Vai, entra. Alex purtroppo non c'è, siamo da soli, punto e basta. Non fammelo adesso, ricordiamolo. Le persone sono libere di fare quello che vogliono, Charlie. Sarà lei a decidere di ritornare sì o no. E noi continuiamo a fare le nostre avventure, ok? Dai, ora tu entra qui dentro. Ma guarda che figata, dai Charlie, è una figata. Guarda, entraci. Fammi sapere che cosa vedi. E filma bene, eh? Vai, entra. Dimmi che cosa vedi, eh? Bene, cosa hai visto? Beh, stavo guardando anche io, stavo guardando. È una specie di tunnel, vero? Che figata. Chissà da dove porterà, magari ci sarà qualche entrata. I nostri bei ricordi, Charlie, stiamo ricominciando ad andare a esplorare da soli. Ti rendi conto? Come una volta. Andiamo. Ti capisco, Charlie, che ti manca Felix. Anch'io ci tengo così tanto a lei. Purtroppo non possiamo farci niente. Quando vuole ritornare, spero che un giorno ritorni e di fare qualcosa insieme con lei, va bene? Non ti prometto nulla, Charlie. Adesso siamo arrivati. Guarda, siamo arrivati. Bella vegetazione. Porca miseria. Ma che cazzo facciamo a passare da qui? Come facciamo? Ciao, bestia. Dobbiamo farcela.
Resisti, Charlie. Andiamo. Via, 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 via. Sono stato bloccato. Ok, sto liberato. Guardate. Spazzatura con bidoni da non finire. Anche qui c'è un albero di fico, ragazzi. Guarda Charlie, un albero di fico. Forse c'è qualche passaggio qui sotterraneo. Scopriamolo. Vediamo un po' dove potrà essere. Veramente un bel casino. Ragazzi, quasi quasi qui ci sono anche dei fichi. E me la mangio anche uno me la mangio. Dove cavolo sarà il passaggio? Oh Elix. Quando ci sono questi momenti un po' difficili manchi tu. E invece dovrò cavarmela da solo. Questo è grave, questo è molto grave. Vediamo un po' se ce la faccio. Sapete perché io sto un po' temendo le vegetazioni un po', ragazzi, non più come una volta. Eccolo qua, l'ho trovato, ragazzi, l'ho trovato. Charlie, dammi la torcia. Grazie. Ho trovato il sotterraneo. Ho trovato il sotterraneo, ragazzi, però non è proprio sotterraneo, è simile. Eccolo qua. No, non ci posso credere. Grande Elix di questo consiglio che mi hai dato, che tramite fico c'è il passaggio sotterraneo. Oia, ecco qua, vedete? Eccolo qua il passaggio sotterraneo. Guardate quanto è profondo. Anzi, non è neanche così tanto profondo, però filtra tutto qui sotto. Però è tutto prosciugato. Elix è veramente un mito, quella ragazza. È veramente un mito. Mi aveva detto proprio che quando c'è un fico c'è un passaggio segreto, c'è un sotterraneo, e lì ce n'è una, ragazzi, c'è un passaggio sotterraneo qui sotto. Però aspetta poco se riesco in qualche modo. Vedete, lì c'è un passaggio che voi non lo vedete perché ci sono queste questi radici che... Charlie, ok, un'idea, ti ci mando a te. Mi raccomando, io ti illumino e fai tutto quello che puoi, ok? Io purtroppo non posso andare, è troppo pieno di radici, ok? Adesso ti mando, vai. Ok, sei pronto Charlie? Sta attento, mi raccomando, sei un grande, ricordati che va tutto bene, andrà tutto bene, vai. Sì, aspetta che ti allungo di più. Che cosa vedi, Charlie? Radici è un sotterraneo, però è chiuso. Ah, ecco, beh, certo, perché c'è l'albero che lo copre.
Ok, vabbè, vieni, 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 vieni. Bravo, vieni. Tranquillo, va tutto bene. Ti sto prendendo io. Bravo, sei stato bravo. Adesso dobbiamo uscire da qui e andare a vedere l'altro. Il capannone misterioso andiamo a vedere. Ok? Vieni. Da questa parte, vieni, seguimi. Che c'è? Dimmi. Sì, è vero. Aveva molto ragione. Ma lei ha sempre ragione. Me l'aveva detto. Qualunque cosa devi contare su di me. Me l'aveva detto lei. Ma infatti per quello io a lei le do sempre ragione. Ok, siamo arrivati. Il capannone misterioso. Sei pronto, Charlie? Chi è? Chi era? Che cos'era quella voce? È sicuro che Andrew Pepper si trova qui da solo? Questo lo scopriremo nel prossimo episodio.